Una 3 giorni che a Favara porterà tanta gente. Favara ancora una volta, grazie all'organizzazione meritoria e pregevole del centro ippico Giarrizzo, sarà al centro per 3 giorni di questa importantissima manifestazione che vedrà la partecipazione di diverse equipe e gruppi che verranno un po' da tutta Italia e qualcuno anche dall'estero. L'ingresso è gratuito e questo è importantissimo, il pranzo ovviamente avverrà sempre a cura del centro ippico con un minimo contributo per fronteggiare le spese, però per coloro i quali vogliono trascorrere un fine settimana diverso, un fine settimana all'insegna del rispetto della natura, dell'amore per gli animali, in particolare dell'animale nobile che è il cavallo, io ritengo che sia un'occasione da non perdere. Spesso si dice che dalle nostre parti non ci sono particolari occasioni e circostanze per poter stare insieme, divertirsi, ammirare cose diverse, e invece ce ne sono tanti. Noi ne organizziamo tante, spesso con il patrocinio diretto del Comune, altre volte con il pregevole contributo di enti privati. Devo dire che questa è una manifestazione che merita di essere eseguita e soprattutto di essere partecipata e gustata, e quindi queste sono occasioni perché Favara e le eccellenze che insistono nel nostro territorio possano ancora una volta trovare occasione, mettersi in mostra, e diventano anche occasioni di lavoro, perché ovviamente si muove tutto un sistema di indotto che diventa particolarmente pregevole e significativo per la nostra città. Quindi ancora una volta un plauso e come ripeto spesso, questa è la strada che dobbiamo battere, perché con queste iniziative si possono generare altre iniziative positive altrettanto belle ed importanti per la nostra comunità. Assessore, la provincia ha patrocinato questo evento. Sì, era importante che io fossi presente a questa conferenza perché come favarese, quando ci sono queste manifestazioni importanti, perché è la prima manifestazione di cavalli che si svolge proprio a Favara, mi fa molto onore. Si svolge nel centro ippico di Giarrizzo, c'è un programma di 3 giorni dove c'è una bella iniziativa e finalmente a Favara si parla anche di cose buone. Qual è il contributo che lancia da questa manifestazione? Il contributo è totale, lo dà Confindustria nella sua totalità e in particolare l'Ange di Agrigento e la Cassa Edile di cui io mi onoro di rappresentare come Presidente. Lo dà sotto l'aspetto economico e anche sotto l'aspetto organizzativo, mettendo a disposizione tutto quello che ci chiedono. Io l'ho fatto con grande piacere perché Favara, e quindi aiutato anche dal Sindaco e lo ringrazio di questo, finalmente cerca di fare qualche cosa di eccezionale, perché è la prima manifestazione di cavalli che si fa in Sicilia di questa importanza. Molti, addirittura ieri parlando con proprio qualcuno dall'organizzazione, il presentatore in particolare, mi dice: chi ama i cavalli, questa è una manifestazione come se per i cantanti venisse Vasco Rossi, cioè paragonata a Vasco Rossi per chi ama la musica. Quindi è una cosa di grande e grandissima rilevanza. Noi siamo orgogliosi di aver dato questo contributo e lo daremo sempre fino a quando si parlerà di cose eccellenti come questa che si faranno a Favara. Per noi è un onore veramente che gente del nord e allevatori di questo livello hanno scelto la nostra terra e soprattutto hanno scelto Favara per organizzare questa manifestazione. Verranno personaggi a livello verrà Gianluca Coppetta, che è uno dei personaggi che ha fatto il film Il Gladiatore, Elisa del Rivembrosa e molti altri. Poi ci sarà Bartolo Messina, anch'esso un grosso allevatore di cavalli, che farà degli spettacoli con dei pony, e questo è anche molto bello da vedere per i bambini. Poi abbiamo Marco De Masi, che è stato eletto il più grande addestratore a livello nazionale, e poi per finire abbiamo la presenza di Pasquale Beretta, che è uno degli allevatori a livello europeo. In questi 3 giorni abbiamo delle esibizioni equestri. Abbiamo inserito anche nel programma un'esibizione canina fatta dal centro cinofilo Villa Adriana, che farà vedere
farà uno spettacolo di hobby dance e di agility. La domenica alle 10 ci sarà anche, molto bello da vedere, il carosello fatto da cavalli andalusi e frisoni. In tutte le 3 giornate alle 18 ci sarà il Gran Calà, anch'esso questa è una bella cosa da vedere per il pubblico favarese.